Con Paolo Podiga, il primo appuntamento di questo progetto Agitamus che vedrà impegnate dopo Sassari, Nuoro e Cagliari. Che dire, un successo annunciato. Diciamo, si vede già da un primo impatto con tutti i ragazzi. Questo è il primo appuntamento con tutta la provincia di Sassari, poi il 12 seguirà Nuoro e il 13 Cagliari. Una festa del Comitato Paralimpico con i giovani per un progetto eccezionale, che ha coinvolto tutti e che ha portato i ragazzi a svolgere un ruolo attivo all'interno di quelle che sono i nostri valori, che sono l'integrazione, l'accessibilità, la possibilità di uno sport per tutti integrato fra normodotati e disabili. Credo che sia un bellissimo bigliettino da visita per la regione. Il vento la fa da padrone, i ragazzi sorridono del fatto che in questa palestra che vive momenti di grande sport oggi c'è grande inclusione. Sì, diciamo c'è una giornata particolare, dunque il vento sta facendo la padrona, però i ragazzi, devo dire, si sentono rumorosi come tifo da stadio, quello che ci aspettavamo per un evento. In questa giornata sarà presente come testimone Daniele Cassioli, campione di sci nautico cecco, e devo dire che è una bellissima persona che è in giro per presentare il suo libro e che saprà interagire con i ragazzi per dare un messaggio positivo a conclusione di questo progetto sull'accessibilità e sull'attività paralimpica per i disabili.